Buongiorno a tutti. Oggi presentiamo un nuovo progetto di legge. Abbiamo dato il titolo a questa giornata di agricoltura sociale, nuova frontiera del welfare, perché l'agricoltura sociale è un'opportunità per il territorio e per le comunità. Che cos'è l'agricoltura sociale? L'agricoltura sociale rappresenta un insieme di attività che attraverso l'impiego delle risorse agricole offrono supporto sociale, sanitario ed educativo alle comunità locali e alle persone con disagi fisici, psichici o esposte a rischio di esclusione sociale. Questa forma di agricoltura crea opportunità sociolavorative, fornisce servizi educativi e sociosanitari rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione, affiancandosi alle istituzioni locali per potenziare il welfare e rispondere ai bisogni della comunità. Nelle slide che seguono possiamo trovare una serie di dati sull'agricoltura sociale oggi in Veneto. La prima slide ci racconta di quanti soggetti sono stati accolti nei diversi periodi di monitoraggio, in particolare negli ultimi 3 anni, con una presenza crescente dei soggetti accolti nelle fattorie sociali. La distribuzione provinciale delle fattorie sociali iscritte al 31/12/2023 con una presenza maggiore nella provincia di Verona per il 33% e di Vicenza e a seguire Treviso e Padova. La terza slide ci racconta della suddivisione degli iscritti per ogni sezione dell'elenco, e dove vediamo che tra le tipologie di attività svolte in materia di agricoltura sociale l'81% delle fattorie sociali svolgono inserimenti sociolavorativi. Seguono poi percorsi abilitativi e riabilitativi e le altre iniziative educative e assistenziali, oltre che il reinserimento e la reintegrazione sociale dei detenuti e degli ex detenuti. L'ultima slide dei dati ci dice, ricordandoci che le fattorie sociali possono svolgere più attività di diversificazione aziendale, ci rileva tra le tipologie di attività connesse svolte che la maggior parte sono attività legate alla fornitura di servizi turistici, cioè l'agriturismo, il turismo rurale e la fattoria didattica per circa il 70%. La nostra regione è stata tra le prime regioni in Italia ad approvare e a disciplinare l'agricoltura sociale. Ha approvato una legge nel 2013 che ha posto le basi per un nuovo modello di sviluppo agricolo e un welfare locale efficace. A livello nazionale è arrivata una legge circa 2 anni dopo, nel 2015, una legge che ha fornito un quadro giuridico uniforme, promuovendo l'agricoltura sociale come un elemento multifunzionale in grado di sviluppare interventi e servizi sociali, sociosanitari ed educativi e per facilitare l'accesso alle prestazioni essenziali. Il progetto di legge 285 prevede alcuni aggiornamenti volti a valorizzare e ad ampliare la possibilità offerta dall'agricoltura sociale. Tra i principali interventi proposti, l'inserimento sociolavorativo, cioè progetti che favoriscono l'inclusione lavorativa di persone con disabilità, lavoratori svantaggiati, attraverso ad esempio tirocini e percorsi di inclusione sociale. Prestazioni e attività sociali di servizio per le comunità locali, sono tutte quelle attività che comprendono gli agrinido e le strutture accreditate. Prestazioni e servizi che affiancano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, ovvero attività svolte in collaborazione con i soggetti accreditati, anche tramite interventi assistiti con gli animali. E infine progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità. Si tratta di progetti didattici svolti per persone con difficoltà e disagi sociali. Ancora il progetto di legge offre un riconoscimento del ruolo delle imprese agricole e delle imprese sociali. Sottolinea infatti il ruolo centrale dell'imprenditore agricolo e delle cooperative sociali in conformità con la normativa nazionale. Ma viene promossa anche la collaborazione con i soggetti del terzo settore, in particolare con le imprese sociali, con le associazioni di promozione sociale e anche con figure professionali con adeguate competenze. Una previsione importante è quella che viene affidata alla Giunta
e tra l'altro saluterò tra poco in modo con grande ringraziamento i due assessori qui presenti, l'assessore alla sanità e sociale Emanuela Lanzarin e l'assessore alle politiche agricole Federico Caner, perché il progetto di legge affida alla Giunta, considerate proprio le caratteristiche specifiche del settore agricolo, di stabilire i criteri e le modalità di integrazione dell'agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di tener conto della nuova realtà dell'agricoltura sociale. L'esperienza finora acquisita, infatti, con le fattorie sociali, può trasformarsi in un'opportunità per sviluppare e sperimentare modalità innovative di presa in carico delle persone fragili, integrando la coprogrammazione e la coprogettazione nella programmazione sociosanitaria regionale e locale nei piani di zona. In questo senso è significativo anche il lavoro che sta portando avanti l'ULSS Scaligera, l'ULSS di Verona, con un tavolo tecnico appositamente creato. Il progetto di legge prevede l'istituzione di un tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale, un tavolo che ha il compito di valorizzare le esperienze locali, di formulare proposte operative e la costituzione di una rete regionale delle fattorie sociali in collaborazione con il tavolo tecnico. L'agricoltura sociale viene posta al centro delle politiche regionali che possono supportare l'elaborazione di misure specifiche nei piani di sviluppo rurale e nei sistemi di welfare territoriali, valorizzandola anche, ad esempio, nelle procedure di alienazione e di locazione dei beni confiscati alla mafia, dei beni patrimoniali regionali e nell'assegnazione dei terreni previsti dalla Banca della Terra Veneta o altre iniziative simili. Viene previsto un rinvio alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA, quindi una semplificazione dell'avvio dell'attività per le imprese di agricoltura sociale, e questa SCIA determinerà anche l'automatica iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali. Con questo progetto di legge vogliamo aggiornare quindi un quadro normativo regionale, valorizzando il ruolo dell'agricoltura sociale come modello di inclusione e di sviluppo sostenibile. Il nostro obiettivo è potenziare l'efficacia degli interventi dei servizi socioassistenziali in ambito agricolo, promuovendo un approccio che ponga al centro le persone ed il territorio. L'agricoltura sociale, in un contesto di crescenti disagi anche giovanili e di difficoltà di integrazione per le persone vulnerabili, può offrire risposte concrete, favorendo percorsi di recupero e di inclusione. È infatti possibile creare nuove opportunità sociolavorative ed educative, rispondendo in modo innovativo ai bisogni delle comunità locali e aiutando chi è più in difficoltà a trovare una strada verso il futuro. Ringrazio, come ho appena detto, l'assessore alla sanità Emanuela Lanzarin, l'assessore alle politiche agricole Federico Caner per la disponibilità a essere qui oggi, che mi fa molto piacere, ma soprattutto per la collaborazione sulla tematica dell'agricoltura sociale e per quanto finora è stato fatto per l'agricoltura sociale. Un ringraziamento anche al dottor Alberto Zanol, del direttore della direzione agroalimentare, al dottor Jacopo Testoni, sempre della direzione agroalimentare, in particolare diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole qui presente, oltre alla direzione servizi sociali, per il lavoro proficuo fatto in questi mesi per l'approfondimento sulla realtà dell'agricoltura sociale e per la stesura del progetto di legge. Io lascerei adesso la parola per cavalleria all'assessore alla sanità e sociale e poi all'assessore Federico Caner. Sì, buongiorno. Io ringrazio il consigliere Sonia Brescacin per aver presentato questo provvedimento, questo aggiornamento, adeguamento a una legge che, come è stato ben detto, insomma, è stata adottata in Veneto nel 2013, quindi quasi più di 10 anni, una legge lungimirante che ha anticipato la legge nazionale e che è nata proprio dall'esperienza dal basso, perché la legge del 2013 è nata proprio da esperienze di fattorie sociali o comunque di istituzioni di questo tipo che avevano iniziato questo approccio e che poi si sono sedimentate e hanno fatto anche da apripista rispetto alle altre fattorie sociali che nel frattempo si sono
sono costituite e poi sono state iscritte nel registro che noi abbiamo. Per i numeri del registro credo che le dirà l'assessore Caner, quindi oggi quante fattorie sociali sono riconosciute in Regione Veneto. È chiaro che questo provvedimento va a adeguare la legge a quella che è stata poi insomma la legge nazionale, ma va anche a colmare alcuni vuoti che c'erano nella legge originale, perché la legge originale sicuramente era una legge indirizzata a tutto il mondo del sociale. In questo nuovo provvedimento mettiamo in evidenza quelli che sono i percorsi e quelli che sono le modalità per far includere le fattorie sociali al rango di altre unità d'offerte per quanto riguarda appunto i servizi sociali, nel senso che in questi anni le fattorie sociali hanno funzionato molto bene e hanno rappresentato un'alternativa in molti casi concreti ai CEOD, ai centri diurni per disabilità, se parliamo di persone con disabilità, però come è stato detto hanno rappresentato anche alternative per altri soggetti vulnerabili, che possono essere i soggetti che oggi appartengono ai malati psichiatrici, alla salute mentale, ai detenuti, alle dipendenze, oppure anche in casi di disagio giovanile o altre vulnerabilità, quindi rappresentando effettivamente un presidio importante che si aggiunge alla filiera che è catalogata, che ha caratteristiche ben definite, che ha parametri che sono quelli legati alle leggi sull'accreditamento. È stata citata la legge 22, che sapete che sarà oggetto anche la legge 22 per il futuro, giustamente, e anche d'obbligo a un aggiornamento, essendoci oggi anche in itinere la nuova norma nazionale sulla libera concorrenza per quanto riguarda i servizi sanitari e sociosanitari, ma che ha sempre voluto, e quindi io distingo questo, tenere le fattorie sociali e altri progetti che noi chiamiamo progetti innovativi e alternativi a quelli istituzionalizzati come dei presidi oggi fondamentali e importanti, perché danno una risposta alle famiglie, danno una risposta a dei soggetti che faticano ad entrare in altri contesti e trovano nelle fattorie sociali dei contesti invece che sono i veri contesti di recupero rieducativo, riabilitativo, ma anche in molti casi quello di assumere una professionalità e quindi acquisire quelle competenze che poi gli permette nel momento dello sgancio anche di avere la competenza e la professionalità per continuare il proprio percorso, il ritorno a un percorso, a una quotidianità, a una vita, insomma, diciamo così, che permetta un inserimento lavorativo di altro tipo. Oggi noi, sapete, parliamo molto spesso dei due pilastri fondamentali quando parliamo di persone fragili, e quando dico persone fragili o svantaggiate includo un po' tutte le categorie, che sono quelli appunto della parte riabilitativa, rieducativa, ma anche quello poi di permettere un vero reinserimento lavorativo, una vera autonomia abitativa, ove e se possibile, e le fattorie sociali rappresentano sicuramente un tassello molto importante accanto ad altre esperienze che vorrei sottolineare sono sempre esperienze che sono partite dal basso, quindi sono esperienze che sono partite dall'esperienza di cooperazione sociale, di associazioni di familiari, di imprese sociali imprese agricole, scusate, che hanno diciamo così sviluppato una certa sensibilità e hanno manifestato la volontà anche di diversificare la propria attività, e sono tutte esperienze che poi hanno una filiera, che sono anche la filiera che porta anche a modelli che sono quelli dell'abitare leggero, che sono quelli, se pensiamo in alcuni casi, legati al dopo di noi, e quindi voi capite che rappresentano un nucleo su cui si possono sviluppare effettivamente tantissime possibilità, e vado veramente a chiudere, che oggi si sposano sempre di più con quello che è la legge quadro nazionale sulla disabilità, che parla di progetto personalizzato, cioè quindi il progetto cucito sulla persona. E quindi noi oggi abbiamo l'obbligo, il dovere di personalizzare il progetto di recupero riabilitativo, e riusciamo a farlo se effettivamente abbiamo la possibilità di diversificare molto quelli che sono gli interventi, ma soprattutto di andare incontro alle famiglie. E vado veramente a chiudere, perché quello che noi osserviamo oggi è, anche rispetto alla richiesta che arriva dalle famiglie, la volontà o la ricerca di
ambienti, strutture, ma percorsi che non siano istituzionalizzati, ma che siano percorsi un po' sganciati da quella che è l'unità d'offerta che noi conosciamo, se parliamo di disabilità dal centro diurno piuttosto da comunità alloggio, se parliamo lo stesso per quanto riguarda malati che appartengono alla sfera della salute mentale o di altro tipo, e quindi sempre di più interventi di questo tipo in cui c'è un approccio molto diverso, c'è un approccio più leggero ma che porta anche una manualità che nel recupero, e voi lo capite molto bene, di alcuni soggetti diventa fondamentale, quindi l'aria aperta, il recupero, l'attività manuale, il contatto con la terra, il contatto quindi con la parte ambientale, e quindi veramente io credo che questo aggiornamento di questa proposta di legge ci aiuterà per quanto riguarda la sfera dei servizi sociali ad ampliare ancora di più l'offerta, a riuscire quindi a dare ancora maggiore risposta, e una risposta sempre più personalizzata alle persone vulnerabili, alle persone fragili, alle persone in difficoltà e alle persone con disabilità. Grazie Assessore Lanzarin. Federico Caner. Grazie, buongiorno a tutti. Sì. No, innanzitutto desidero ringraziare la consigliera Brescaccin per aver comunque lavorato e predisposto questo progetto di legge assieme appunto anche alle direzioni sanitarie, alla direzione agricoltura. Qua ringrazio, che è già stato citato, Jacopo Testoni per aver lavorato sul testo. Questo è importante anche per armonizzare, no? E per cercare di portare poi dei testi che non siano in contrasto magari con la normativa vigente. Anzi, questo è un testo che va per l'appunto, anzi ne approfitto per salutare anche i consiglieri presenti, che ringrazio. C'è il consigliere Pan, il consigliere Bigon e Luisetto, che poi avranno anche il compito ovviamente di discutere in commissione e anche in consiglio regionale il presente testo e poi appunto l'eventuale, speriamo, approvazione, no? Dicevo, questo è un testo importante anche perché va ad adeguare quella che è la normativa nazionale in ambito di agricoltura sociale, ma questo non è un testo che prevede solo un adeguamento alla normativa nazionale, che comunque era prevista e francamente anche necessaria, perché va anche a rivedere anche l'ambito di intervento in maniera in tema appunto di aziende agricole sul territorio che possono appunto fare agricoltura sociale. Prima il campo era un po' più aperto secondo la legge regionale nostra e prevedeva anche la possibilità per terzi che non fossero direttamente collegati all'azienda agricola di poter operare. Con questa legge, diciamo, da un lato, adeguandosi alla normativa nazionale, si restringe anche un po', ma in maniera corretta, il campo per, diciamo, legare meglio questa attività sociale con l'attività agricola. Infatti questa proposta va a valorizzare la figura dell'imprenditore agricolo, sia ampliando che consolidando anche la gamma dei servizi appunto rivolti all'inserimento lavorativo, all'inclusione sociale, a tutte le attività rivolte anche alle comunità locali. La legge va anche a chiarire le funzioni e i compiti della Regione, definendo anche alcune specifiche unità d'offerta di servizi sociali adeguate alle caratteristiche dell'azienda agricola, quindi anche questo è un tema importante e innovativo. E la terza questione, secondo me, da sottolineare dal mio punto di vista, diciamo, agricolo, è anche la semplificata procedura dell'avvio dell'attività che con questa legge viene introdotto. Questo non è un aspetto, secondo me, secondario, perché insomma agevola un po' e va verso diciamo, il segno della sburocratizzazione per coloro i quali fanno questo tipo di attività. Le aziende, per raccogliere l'assist della collega Lanzarin, attualmente delle fattorie sociali sono 37 iscritte. È ovvio che il compito di questa norma è quello anche di agevolare, no, e far sì che altre aziende vadano a iscriversi al registro in maniera tale da insomma, ampliare questa offerta. Devo anche dire, vado in chiusura, che il tema anche che vediamo l'evolversi anche in questi anni dell'attenzione che c'è aspetto al tema sociale in agricoltura è sempre più importante. Basti pensare al tema della vendemmia sociale, per esempio, che oggi come oggi ha raggiunto veramente
insomma, un'importanza grande anche in termini di comunicazione. È vero che quelli sono eventi che a volte sono tra il sociale, a volte anche tra il turistico rurale, se vogliamo, ma in realtà è molto sociale, perché gran parte di questi agricoltori e viticoltori appunto organizzano assieme alle associazioni cooperative, alle cooperative o alle associazioni, momenti appunto di incontro tra, diciamo, portatori di disabilità e soggetti normodotati, di fare queste vendemmie. Poi il ricavato viene spesso, quasi sempre, anzi sempre, dato in beneficenza, e quindi c'è anche un momento di confronto, delle cene sociali. Insomma, è un aspetto, secondo me, che una sensibilità che negli anni sta crescendo, e quindi insomma credo che questa legge vada incontro anche a questi nuovi fenomeni che vediamo. Quindi, che dire, grazie al lavoro svolto, siamo a disposizione. Grazie anche all'assessore Caner. Bene, se non vi sono altre curiosità o domande, io vi ringrazio tutti, in particolare gli assessori e tutte anche le strutture del Consiglio regionale che hanno collaborato all'organizzazione di questo e anche mi hanno supportato nel progetto di legge come l'ufficio legislativo del Consiglio, e chiudo la conferenza stampa.